Mosaici. Al mio papà. Prima del mosaico sono le pietre, quelle dei greti che le vene d'acqua irrigano e compongono in disegni. Gli uomini, apprendendo nel tempo l'universo, hanno accolto in sé gli spazi e intriso l'anima delle teorie mutevoli, dei colori che i cieli animano e le acque specchiano. L'oro bianco, giallo, ramato delle ore del giorno e delle teorie dei giorni nelle stagioni. Lo scomporsi dell'azzurro in mille bianchi e grigi, opachi. Le distese aranciate, il grande rosso, l'argento sul nero delle notti. Il mosaico è pietra e colore. A parlarne in Friuli si evocano non solo le basiliche lagunari, ma anche una plaga al piede, dei monti dove si aprono i letti delle acque, dal Tagliamento al Meduna, al Cellina. Qui l'arte era presa e praticata, non si sa da quando. Era Magredo una volta, in quei luoghi. L'erba ingrigiva nascendo, ma la terra sprizzava steli dorati e fiori sanguigni che si apparentano a quelli delle lingue vegetanti ai bordi del mosaico naturali dei Greti, motivi e materiali per le mani e per gli occhi. I Greti hanno parte anche nell'esperienza degli allievi della singolare scuola di mosaico, che, pensata per Sequals, nacque a Spilimbergo nel 1922 grazie alla volontà di uomini aperti a capire le esigenze e a coltivare le possibilità dei giovani. Non posso tacere qui l'impegno e la determinazione di mio padre, sindaco allora di Spilimbergo. I mosaici di Spilimbergo, eseguiti su cartoni di artisti famosi o modesti al fine anche di riprodurre dipinti noti, ma soprattutto per realizzare opere originali, sono andati per il mondo. Imprese di museicisti ripetono, lontano dal luogo d'origine, l'itinerario dell'iniziativa, dell'ingegno, della pazienza antica che sceglie, taglia, accosta le tessere, compone il disegno. Il bianco incanta, il colore vive e vibra creando le immagini.